Brava Rosetta. Per quest'oggi la lezione è finita. Dunque, maestro, come va? Progredisce. Naturalmente, col mio metodo. Lo conosco il vostro metodo, Mi fate pagare in natura? Certo, sono un naturista. Insegno il canto all'aperto. State tranquillo, fra 2 mesi Rosetta potrà fare il barbiere. Il barbiere? Fallimento. Caro mio, il barbiere, oggi che adoperano tutti i rasoi di sicurezza. Ma no, le faremo fare la Ida alla Scala. Intanto la scala è troppo piccola per lei, ci vorrebbe perlomeno l'ascensore. E poi, noi spendiamo tutti questi polli e queste uova per un'opera così piccola, la Ida. Lei deve fare perlomeno il Nabucodonosor. Addio maestro, lì c'è tutto, polli, uova, Bene, va bene. 15 giorni ne avete. Ciao Rosetta. Addio. Attenzione. 4 5 Mi ha pioppato un uovo falso. Tutte le uova, manca perfino quello di marmo che serve per la cova. 16 uova, 7 polli e un uovo finto. Un momento, dov'è quel deficiente di Michelino? E con la Rosetta. Rosetta, Sempre Rosetta. È andato tutto quel maestro di Milano, quello che dà lezioni di canto. Lezioni di canto? Maestro di Milano? Ma allora è chiaro. Quello quando è venuto qui in villeggiatura era magro come un chiodo e adesso è Michelino che porta via la roba per pagarlo. Ma quando tornano mi sentono, Andiamo, signor Tommaso. La roba è anche di vostro cugino. E della sua parte sarà padrone di farne quello che gli pare. Ma che padrone, va bene, il patrimonio è indiviso, ma chi amministra sono io. E qui nessuno deve toccare un soldo. Lasciarsi fare a lui in un anno ci mette tutti in mezzo una strada. E poi cos'è questa scemenza della lezione di canto? Rosetta deve lavorare. E chi canta non lavora. Ciao Tommaso. Buongiorno, zio Tommaso. Niente buongiorno, niente zio, niente Tommaso. Va dentro che poi facciamo i conti. Tu resta qui. Cosa fai? Al contrario. Ma no, vieni qui, tu qui, Rosetta dentro. Cosa vuoi? Stammi a sentire, se io ho preso Rosetta in casa quando è morta mia sorella l'ho fatto perché lavorasse, non per farla cantare. Rosetta deve mungere le vacche, pulire il pollaio e occuparsi dei conti. Dei baroni? Ma che baroni? Dei duchi? Ma che duchi d'Egitto? Dei principi? Ma che principi? I conti. Con la corona? Sì, da morto. Perché è morto qualcheduno? No, non è morto nessuno, farai morire me se continui così. Ma perché stai male? Sto benissimo. Allora perché vuoi la corona da morto? Ma no, non voglio la corona da morto, voglio la corona da conte. No, non voglio la corona da conte. Voglio che Rosetta pulisca i principi e munga i baroni. Ma ti sembra questo un lavoro adatto a una ragazzina di 14 anni, testone? Ma non gli dare retta, tu continui a studiare canto, vedrai che sarà la tua fortuna. Ah, se avessi seguito il mio istinto da ragazza. Perché? Avevi una buona voce? Una buona voce? Altro che... Signor Tommaso, c'è un telegramma urgente per voi. Telegramma? Telegramma urgente? Cos'è? Con quella calma porti un telegramma urgente. Ma che razza di postino sei? Finalmente, te leggi. Fatevi con rentisti postali. No, quella è la reclame, qui. Dovendo Sottovoce, non occorre che tutti sappiano i fatti nostri, no? conferire seco voi. Attendovi Torino notizia importantissima. Riguarda ante denari. Denari. Alti. Vai avanti. Non dice alti. Leggi. Notaio cassetta. Aspetta, conferire. Seco voi.
Secco voi. Secco voi. Ah, cosa fate? Vi sembra un contegno da postino questo? Perché cosa c'è scritto lì sul telegramma? Nulla è dovuto al fattorino per il recapito. Mica c'è scritto è vietato al fattorino di fare i fuochi artificiali. Oh, del resto voi lo sapete bene che io non sono soltanto un postino, ma un pirotecnico, un artista del fuoco. E voi che siete il più ricco del paese non mi avete mai ordinato un bel fuoco artificiale. E non ve ne ordinerò mai. Ah sì, e chi vivrà vedrà. Mi raccomando, è acqua in bocca, è inutile che tutti sappiano i nostri affari. Deve essere una cosa molto importante. Secco voi. Andiamo? Allora mi raccomando, guarda la casa e non fare entrare nessuno. E tu lavora, il pane bisogna sudarselo. Sì, ma non sudare troppo, altrimenti la voce va giù. Beh, arrivederci, andate via, non bisogna dar troppo le nozze. Ciao, mi raccomando. Ciao Giovicherino, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ah, seguo voi, eh? Sì, datemi 2 biglietti di terza per Torino. Anche lui lo sa. 40 lire. Ma è troppo. Ehi, non cominciamo, non siamo mica forestieri noi. E poi siamo in 2, potete farci un ribasso. Ma che ribasso, non si può. Non si può. Vedi, loro fanno come facciamo noi col latte. Chiediamo molto, ma poi... lascia fare a me. Facciamo 30? Meno di 40 non posso. È testardo però. E noi non partiamo. Non partiamo. Come volete. Adesso noi facciamo finta di niente. Vedrai che lui ci richiama. Hai visto che ci ha chiamato? Allora va bene, facciamo 30, eh? Ma che 30? Se volete partire sbrigatevi. Il treno sta per arrivare e si ferma solo un minuto. Accidenti. Tira fuori questi soldi, cosa vuoi? Tanto questa gente qua non due, sono tre, mica quattro, come noi. biglietti. Però da voi non mi ci servo più. Sono arrivati quei 2 signori della montagna. Un momento, sapete pure che devo cambiarmi, no? Fate passare. Prego, signori, accomodatevi. Ah, un momento, devo avvisarvi che il notaio è un po' stravagante, tiene molto alla forma. Come? Sì, per ogni circostanza indossa un abito adatto. Lui non crede ai proverbi e dice che l'abito fa il monaco. Ha ragione, anch'io non credo ai proverbi. Conoscete quel proverbio che dice moglie buoi dei paesi tuoi? Sì. Io c'ho un amico che ha sposato un bue del paese suo, non si è trovato bene per niente. Permesso? Oh, miei cari signori, ben arrivato. Prego, accomodate. Ecco, bene, venti avanti. Io volevo conferire, se con voi, per una notizia della massima importanza, dalla quale può dipendere tutta la vostra esistenza presente e, perché no, futura. Di che si tratta? Di che si tratta? Calma, calma, giovanotto. Non posso comunicarvi una notizia così dolorosa e, perché no, funesta, con questo vestito. Innanzitutto la forma, perciò con permesso. Che tipo? Oh, Debbo comunicarvi la morte del vostro povero zio Sofia. lo zio Sofia. Lo zio? Io ho sempre pensato che Sofia fosse una zia. Ma che zia, era il fratello dell'Antonia, non ti ricordi? Quello spostato, quel morto di fame che andò in California. Sì, Sofia l'ho spostato, Sofia il vagabondo, Sofia il morto di fame. Mirabile tempra d'uomo. Seppe lottare contro la sorte avversa e, perché no, matrigna, fino ad arrivare alla ricchezza. Oh, quale meraviglioso essere morto con lui. E ora devo comunicarvi una notizia che vi rallegrerà il cuore, con permesso. Opla! Ed ecco la buona notizia. Il legale di vostro zio ha spedito in questi giorni
perché ve ne faccia la consegna una gigantesca cassaforte del peso di 10 tonnellate e un pacchetto del peso di mezzo chilo. E poiché i suoi averi ammontano a 100 milioni di dollari e perché no, rotti, la vostra fortuna è assicurata. Un momento, prego. 100 milioni di dollari. E rotti, dove li metti i rotti? Oh, che fortuna. Là. Congratulazioni ai neomilionari! Milionari! Io lo sapevo che lo zio Sofia era un grand'uomo. Come se poco fa dicevate che era uno spostato. Beh, che c'entra? Perché voi non vi siete mai mosso da Torino? Sì, spessissimo, perché? Se vi siete mosso, vi siete spostato. Lui si è mosso, era uno spostato come voi. Come? Ah già, è vero! Il camare! Allora appena arriva la cassaforte e il pacchetto vi mando subito a cercare a Crespo. Sì, Va bene, grazie. signor notaio, intesi. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci! Un momento, signori. Fate attenzione. In fondo ci sono 2 scalini rotti. Mi piacerebbe sapere come si veste quando fa il bagno. Da pesce? Già. Oh, senti Michelino, mi raccomando, al paese di questa eredità non ne deve saper niente nessuno. E i fuochi artificiali non me li fanno fare questa volta. Non li faccio più. Sì, figurati. Ma non si può ereditare un momento 100 milioni di dollari che subito la vengono a sapere tutti. Parli il milionario! Concittadini! Concittadini! Quando hanno cominciato non si possono fermare più! La parola al milionario! Vogliamo il discorso! Concittadini, io vi ringrazio delle accoglienze che mi fate, ma le sostanze ereditate noi non le abbiamo prese ancora. Male! Ma quando i soldi in cassa, noi grandi feste qui fare, con giochi vari e originali, E di bei fuochi artificiali! e coi bei fuochi artificiali, che zio Tommaso paga. Io non pago un bel niente! Che zio Tommaso non pagherà. Io ci scommetto che non saprete nemmeno spenderli, tutti questi soldi. Io quando avrò incassato i quattrini voglio farmi fare un bel palazzo a 12 piani con tutte quelle scale di marmo, sai? 4 ascensori per sai, ascensori su e giù là, poi un bel portone con le manopole d'argento incesellato e un cappotto a quadratoni bianco e nero. E che c'entra il cappotto? E non posso mica quando piove uscire col palazzo sulle spalle. Rosetta, Barbera, prendi, Barbera. Poi a Rosetta, poi sai cosa gli faccio fare? Un bel ritratto a mezza busta. Ma siete ignorante forte! Perché? Si dice a mezzo busto, no? Ignorante sei tu, mezzo busto per un uomo, per una donna. Amici, in attesa degli agnolotti, la Rosetta, la nostra cara Rosetta Lugola d'Oro, onore e vanto della nostra famiglia, canterà una canzone. Potenza del denaro, poche centinaia di milioni di dollari come ti trasformano un uomo, E adesso, appena finito di mangiare gli agnolotti, facciamo dei fuochi artificiali che ho fatto io che...
Signori, buonasera. E perché no? Buon appetito. Grazie. Mi dispiace disturbarvi, ma devo farvi una comunicazione urgente. Che c'è, che c'è? Ah, ancora milioni, ancora milioni. Ah, un momento. Innanzitutto, la forma. Eravate appena andati via quando è giunta la cassaforte insieme al pacchetto. E siccome sul pacchetto c'era scritto il notaio può aprirlo subito, io l'ho aperto. Conteneva questo. E di che si tratta? Un testamento filmato. Come? Sulla pellicola potrete vedere di persona il povero zio Sofia che vi detta le sue estreme volontà. È una cosa regolarissima. Nel film si vede... No, se raccontate la trama, dopo uno non ci si diverte più. C'è un cinema in questo paese? Sì che c'è, ci veniamo tutti. Chi viene? Prego un po' di silenzio. Andate pure avanti. Silenzio! Ma possibile che al cinematografo ci debba sempre essere qualcuno che legge forte? Villani! Miei cari nipoti, comincio subito col dirvi che non sapendo a chi lasciare le mie sostanze, mi sono rassegnato a nominarvi i miei eredi universali. Come inizio è divertente! Ma vi giuro che questa decisione l'ho presa proprio a malincuore. Silenzio! Infatti ne ho conosciuta della gente avara, ma sporchi spilorci come voi non ne ho mai visti. Con tutto ciò vi lascio 100 milioni di dollari. Tale è la somma che troverete nella mia cassaforte. Se non che, nipoti miei, c'è una condizione. Quadro! 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 Ma che quadro è quadro? Io faccio il comodo mio. Scusa, zio. Se non che, dicevo, c'è una condizione. Io pretendo che la finiate una buona volta con la vostra spilorceria. Io che ho girato il mondo, che ho fatto tutti i mestieri, che mi sono rovinato 7 volte e 7 volte ho saputo ricostruire la mia fortuna, io pretendo che voi almeno una volta sappiate osare, rischiare, affrontare l'ignoto. Scrivete. Voi non potrete aprire la cassaforte se entro 15 giorni non avrete speso fino all'ultimo soldo tutto il vostro avere. Arrivederci e buon divertimento. Beh, che vogliamo fare? Andiamo in città a spendere i quattrini. Un'idea! E se invece facessimo qui un bel fuoco artificiale? Che fuoco artificiale d'Egitto, ma... Però questi film americani sono una bella bungeneratora. No, io non sarò mai capace di spendere i miei soldi, ci rinunzio. Lo vedi come sei, lo vedi come sei? 100 milioni di dollari. Se non ci fossi qua io... Mi pare che non si senta più nessun rumore. Ti. Ale, cominciamo? Bisognerebbe essere sicuri che Adelaide e Rosetta dormono. E vado a vedere io, adesso aspetta. Cammina con passo felino. Ma che fa? Non mi hai detto di camminare con passo felino? I felini camminano con 4 gambe. Ma no, volevo dire di camminare senza far rumore. Allora potevi dirmi di camminare sottovoce. Senti? Finirà col far svegliare Rosetta, falla star zitta. No, col sistema di tutti i giorni, con quello della domenica. Sempre delicatezze tu.
Tutto a posto, eh? Allora avanti. Tutto fatto. Sai dove li hai messi? Tira fuori lì. Ecco, questa è la valigia, dammi. 1, 2, 2, 3. Dai, 4, dai, non soffrire, 5. non soffrire. Prendi il martello e subito al muro. Sì. Lo sai dov'è? Picchia qui. Ehi, ma sei il più vecchio, ma sei anche il più stupido, eh? Possibile che tu non sappia dare un colpo così semplicissimo? Ai. 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 Ehi, adesso do un colpo io, vedi che la faccio finita. Batti un po' più piano. Sveglierai tutti così. Già, adesso mi metto a battere in punta di piedi, mi metto a battere. Come mi brucia questo dito. Ci vorrebbe un po' d'acqua. Coltello! Ecco il vestito nuovo di Adelaide! Guarda, dammi qua! Accidenti, non comunicava di questo! Chiudi! Ecco! Sì. Adesso presto, altrimenti qui non si più. Trovato? Sì. 1, Eccoli 2, qua. 3 e 4. 5, 6, 7, 8, 5. 9, ma no, 9 io. No, dico 5, i miei. 11, 6. aspetta, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Qua. E 10. Ecco. E adesso dall'Adelaide. Un momento, bisognerà sventrarla. Prendi il coltello. Prendi il coltello. Ci bisogna sventrare a Adelaide? Ma che dici? La trapuntina. Ah, meno male. Presto, facciamo la finita. Va bene. Non c'è Adelaide. Prestola. Benissimo. Ecco, signore. 150 lire. 2 lire 45. Ma l'aragosta qui c'è SG. Voi avete messo 45 lire. Cosa vuol dire SG? Secondo grandezza, signore. Allora l'aragosta era... non l'ho neanche vista. Secondo la grandezza del cliente in rapporto a quella del cameriere. Come? Se il cliente è grande, l'aragosta costa 15 lire. Se il cliente è piccolo, l'aragosta costa 45 lire, signore. Ma allora è troppo. Ma no, che se tanto dobbiamo spendere tutti i quattrini. Jonathan, questo conto non va. Andate dal proprietario e ditegli che ci faccia un bel aumento, perché altrimenti noi in questo locale non ci veniamo più. Sì, subito. Pilare. Ci pigliano per degli straccioni, eh? Non sanno che noi siamo dei simpatori classici. Dicono che il conto è scarso. Come? Vogliono pagare di più. Ah, imbecille, hai capito male, fanno dell'ironia. Hanno ragione. Fai lo sconto del 20%, vai. Bene. Ecco il conto corretto, signori. Aumento. No, riduzione, 120 lire. Peccato. Speriamo di capitare peggio un'altra volta, Tom, 1000 lire. Meno male, abbiamo risparmiato parecchio, eh? Lo vedi come sei? Tu non capisci che se non ci sbrighiamo andare in miseria? Andiamo in miseria. Ci vorrebbe un'idea.
Io non so come fa la gente a finire sul lastrico. Aspetta, hai mai sentito di quelli che si rovinano con la borsa? Altro che il mio amico Camillo. Come ha fatto? Lui è uno di quei pappagalli della strada. Sai quei giovanotti che vanno dietro alle ragazze? E un giorno andava dietro a una signorina e le diceva: signorina, permettete che vi accompagni, permettete che vi accompagni. Ebbene, che c'entra? Quella si è seccata, si è voltata, gli ha dato la borsa sulla faccia, ha rovinato tutto. Ah, ma no, io parlavo del gioco della borsa. Dammi qui il giornale, va. No, prendi. Vediamo un po'. Ah, ecco qui. Notizie finanziarie. Banchiere che si rovina per il crollo delle Verimal. Andiamo in borsa e compriamo quante più Verimal ci è possibile. Benissimo. Dov'è la borsa? Qui dietro, signore, ma a quest'ora è chiusa. E quando è aperta? Dalle 11 a mezzogiorno. Ma peccato, domani? Addio! Il resto, signore. Lascia stare. Ehi, mancia. Grazie. Scialacquare! Che c'è? 2 di Cressone, hanno vinto 1 milione. Ma come sta? Hanno comprato tante Verimal che le Verimal sono salite. Ah. Sicuro. Eccoli! Non ce ne va male una. Addolorati comunicarvi seconda giornata chiusa disastrosamente. Alt. Guadagno netto 1,5 milioni. Siate forti. Alt. Speriamo a venire Michel Tommaso. Scusate, come mai c'è tanta gente? Ci sono 2 strani individui che hanno messo all'asta 1 milione per 2 lire. 50. Oh, ed ora passiamo al pezzo più importante della vendita. Bravo ragazzo, dammi qua questo 1 milione. Che idea, è 1 milione per 2 lire. Speriamo che qualcuno lo compri, Si tratta di 1 milione autentico, composto di tanti biglietti di banca stampati in tricromia su carta finissima. Bene signori, questo 1 milione noi lo mettiamo in vendita per sole 2 lire. Tieni ragazzo. Vi ricordo le condizioni generali dell'asta perché la casa non assume responsabilità. Osservate quindi bene la merce. Ragazzo, tieni alto, fai vedere laggiù in fondo. A te. Dunque signori, 1 milione per 2 lire. Ma come nessuno migliora l'offerta? No, signori, coraggio, e nessuno poi si penta. 2 lire 1, 2 lire 2. Allora sono costretto a ritirare l'articolo per mancanza di offerte. 2,50. No, resti, lascia andare. Oh, 2,50 il signore lì a destra. Avanti, coraggio, si tratta di 1 milione vero. 4 lire. 10. 100. 1500. 10.000. 20.000 lire. 100.000 lire. 200.000 lire. Calma, signori. Non vi eccitate. Noi andiamo a finire. 500.000. 600.000. 800.000. 900.000. 1 milione. C'è l'offerta di 1 milione per 1 milione. Evidentemente il signore non ha nessuna paura di rimetterci. C'è nessun'altra offerta? Questa volta non me la fate. Io ho le corda più dure di voi. 1.200.000. 1.600.000. 2 milioni. 2 milioni benissimo. 2 milioni e 1, 2 milioni e 2. Signori, ci sono altre offerte? No. 2 milioni e 3. Maledizione! Mi sono rovinato un vestito nuovo! 2 milioni. Però in città sono scemi forte, Scusate, è venuto a cercarmi il principe Vladimiro Roscaminov? No, signorina. E il duca di Charmantel? No, signorina. E nemmeno il conte Zanutello Zanutelli? No, signorina. Oh. Scusate, è venuto a cercarmi il barone Martinelli Zoppa? Nessuno è venuto a cercare il vostro bel musino. Ma come vi permettete? Cioè, volevo dire no, signor barone. Ah! Questa è una donnina. Lasci andare, quelle costano quattrini. Va meglio, allora sono proprio quelle che occorrono a noi. Gioie brillanti, pendantiffe. Vieni con me. Ehi! Prega, abbiamo brillanti? Signore, eccoli qua. No, di quelli a peso, di quei bei pesanti, grossi. Di quelli, belli, Sì, mezzetto. Mezzetto, su. Sì. Capisci che quella donna lì è proprio quella che fa il caso nostro. Già. Buone, Buonissime, signore. E perle, ne avete perle? Quante ne volete, signore? Fresche? Di stagione? Freschissime, pescate ieri. Noi abbiamo rifornimento ogni giorno. Ecco, allora mezzetto di quelli lì anche.
Mezzetto, eh? Sì, mezzetto. O netto? No, mezzetto. Basta mezzetto? Mezzetto allora, eh? Mezzetto? Sì. Ecco, ci sono 10 grammi di perle in più. Le vogliamo lasciare? Fa signore? niente. Anzi, facciamo una cosa un po' di buon peso. Sì. Bravo. Quant'è? Dunque, 800.713,75. Solo? Solo. Facciamo qualche cosa di più? Veramente non... Beh, insomma, considerato che siete voi, faremo 900.000 lire, va bene? 900? Sì. Sì? Facciamo 1.000.000, va, sa, cifra tonda, là, su, bravo? Facciamo 1.000.000. Sì, bravo. Allora paga e Sì. io vado. Ci penso io. Buongiorno. Signorina, permettete una parola? Sì? Offenbach. E perché? Che c'entra Offenbach? Beh, non c'entra, ma ci sta bene. No, volevo dire, siete sola? Sì. E stasera sarete anche sola? Sì. Anche domani? Sono tanto sola. Io non so, io dopo che vi ho vista mi sembra di essere rinato a nuova vita. Anche a me. Sì? Da quando vi ho visto mi sembra di essere appena nata. Davvero? Appena nata? Cameriere? Desiderate, signore? Portate 2 biberon, eh? Ma quanto dura ancora? Come sei brutale. Brutale. Tu conosci Carche Gable? Sì. Di Carche Gable nel mio confronto è un grisino, Mi ami. Ma certo. Quanto mi ami? Insomma. Tanto, insomma. E mi amerai sempre. Si capisce? E mi renderai felice. E lì, ma io ti voglio rendere anche ricca. Sai cosa ti devo dare io? Te l'ho portate apposta brillanti, gioielli e rubini, perle. Oh, no, non parlarmi di questo. Perché? Poi, figlia mia, guarda che i gioielli sono gioielli, No. E poi sai io quando ci sono, mi ci butto. Ti voglio regalare qua qualche centinaio di bigliettoni da 1000. Oh, Paci, io non volevo amarti per interesse. Come? Volevo amarti soltanto per il tuo fisico. Addio. Per il mio fisico? Addio. Certo che... Porca miseria, tutte a me mi devono capitare. Questa è vostra. E state attenti che a momenti me la davate sulla testa. Aforisma. I soldi sono come le donne, corrono appresso a chi non li vuole, ciapa. Buonasera, scusate, io sono un archeologo. Mi trovo in cattive acque. Della mia collezione non mi è rimasta che questa moneta antica, ma poi di un valore immenso. La volete comprare? È la solita patacca. E allora? Quanto ci fate? Ecco, veramente la moneta vale 2 milioni, ma con voi, vero, potrei No, fare... no, avete detto 2 milioni, noi vogliamo pagare 2 milioni. Io non osavo sperare tanto. Non bisogna tornare indietro, quello che è detto. O 2 milioni o niente. Ma per me, figuratevi, ecco la moneta. Ed ecco i 2 milioni, contateli, ci sono Grazie, tutti. grazie, voi mi salvate. E di dove siete voi? Di Cressone. Cressone? Sì. Vi giuro che non dimenticherò mai più questo nome. Arrivederci, grazie, arrivederci. Siamo stati truffati. 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 Qui ci siamo. Sì, lo sapevo che eravate rimasti senza un soldo. Fin dal primo momento vi avevo messo alle costole un poliziotto privato. Mi compiaccio con voi e adesso possiamo passare all'apertura della cassaforte. No, un momento, scusa. Sì, Michelino, e pensare che qui dentro ci sono 100 milioni di dollari. E rotti? Opla! Lo sapevo. Sì. Che vestito è quello lì? Apertura di cassaforte. Bravo. C'è la parola? Sono 3 parole. Ti voglio bene. Ma no, sono 3 parole. Che dette il cuore, quante cose ancora, sa insegnare l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuno sa questi sogni d'oro di felicità. Ma no, datemi uno schiaffone. No. Sì, datemi uno schiaffone. Cosa fate? Me l'avete detto voi. Ma no! Ai. È un'altra eccentricità del povero vostro zio Sofia. Guardate, datemi uno schiaffone. È vuota.
Ma... No! C'è questo. Un'altra un penlincola? Cosa ne dite di questo mio vestito per i testamenti bizzarri, eh? Con questo trasformismo. Andate pure avanti. Nipotini miei, ve l'ho fatta, ve l'ho fatta! Ah, io sono lo spostato, il vagabondo, il morto di fame. No, voi siete i morti di fame, perché io non vi ho lasciato nemmeno un soldo. Allora siamo rovinati. Che scherzi da cretino! Cretino! Voi siete stati cretini a darmi retta. Io volevo vendicarmi da un pezzo di tutte le maldicenze che andavate facendo sul mio conto. Ah, ora posso morire contento. Lo vedi come sei, lo vedi come sei? Questa è una trionfa all'americana, caro mio. Rivogliamo i nostri soldi indietro. Bella azione. Meriteresti che ti facessi due occhi così. Occhi? A te. A me? Vieni tu se hai il coraggio. Che? Sì. Piantala, non fare il ridicolo. Vuoi vedere con chi mi sono mangiato i soldi? Aspetta. Lui ne approfitta perché lui è alto e io sono piccolino. Eccola, con questa me li sono mangiati. Poveri noi. Io vi faccio le mie più vive e perché no, sentite condoglianze. Hai visto? Tutta colpa tua. Colpa tua. Colpa tua. Colpa tua. Colpa tua. E adesso? Non siamo più milionari. Avrei voluto vedere un altro al posto mio. Arrivo con un diavolo per capello e trovo la banda, i fuochi artificiali, il banchetto e come se non bastasse anche Rosetta che canta. Non ci ho visto più. Gliene ho date 4, gliene ho date. Mia, calmatevi Tommaso, calmatevi. Ma allora è vero che l'avete cacciata via? Ma che cacciata, si è offesa e se n'è andata, Ah, adesso capisco perché Michelino vi ha ridotto così. Ma che è ridotto, sono io che gliene ho date tante. E tante, poi tanto. Povera Rosetta. Non ho mai visto Michelino così arrabbiato. Quando è ritornato e non ha trovato la Rosetta, si è slanciato su Tommaso come una bella. E Michelino dove è andato? È andato a cercarlo. Ma io spero di trovarla là. Lei è una grande artista lirica e a Milano c'è la Scala. Avete ragione, a Milano si trova tutto. Grande città Milano, traffico, movimento, industrie. Ma andiamo via, smettetela con quell'aria preoccupata. Fate presto, voi io non c'ho neanche un soldo. Siete pratico di sete? Io? Da 2 giorni sono pratico di fame. Ma no, intendo dire vestaglie, seterie. E voi, in che partita siete più profondi? Scopone scientifico. Ma no, che diavolo dite? Se per esempio io posseggo una certa quantità di sale da cucina, ho una partita di sale da cucina. Posseggo una certa quantità di calcio, ho una partita di calcio. Una partita? Di calcio. Sì, chi è l'arbitro? Che arbitro? Dico, venduto, a morte, puttone, abasso l'arbitro. No, no, io parlo di partite commerciali. Tu per esempio adesso in che cosa viaggi? In treno. A quanto vedo proprio non sei pratico di commercio. Ma non importa. Senti, io ho bisogno di un socio. Vuoi entrare nella mia azienda? Sarebbe? Ah, un'azienda di setterie, la più grande di Milano. Un'azienda in grande, milioni e milioni di movimento. Un'azienda che fa lavorare 500 operai. Dico 500 operai. Dico 500 operai. Ma io mi soffermo e c'è nel posto il rappresentante generale della ditta che meglio di ogni altro saprà farvi apprezzare la bontà del nostro articolo. Prego. Grazie. Prego. Ed ora basta coi giochetti e coi divertimenti. L'articolo che andiamo a presentarvi consiste
consiste in una cravatta in seta naturale con due facce, una da una parte e una dall'altra, e una di sopra e l'altra di sotto. Questa medesima cravatta voi la potete trovare nei negozi del centro con sopra scritto 60 lire. Dico 60 lire. E che possa, tornando a casa, non più trovare un piatto di onorata minestra sul desco familiare, possa trovare i miei poveri bambini morti di fame, se io ho il coraggio di chiedervi 60 lire. Perciò questa cravatta io non vi chiedo 60 lire, né tampoco 50, 40, 30, 20, 10 e neanche 5 lire, perché se vi chiedessi 5 lire voi avreste il diritto di sputarmi sulla faccia e dirmi che ci rimetto. No, non ci rimetto, mi venisse uno sbocco di sangue che non ci rimetto, perché noi lavoriamo a prezzo di fabbrica e qui abbiamo i documenti, e chi lavora a prezzo di fabbrica ha smercio e chi ha smercio ha guadagno. Perciò se ci sono 10 persone che alzano la mano, né a 4, né a 3, né a 2, né nemmeno a 1,75, ma a 1,50 gliela rifiliamo. Una al signore, va benissimo, vengo subito, una sì, benissimo. Ecco, è una al signore con la barba. Io la cravatta non la porto. Me la metterò io? Attento, c'è un vigile. Aspiranti al titolo mondiale! Avanti signori! 5.000 lire di premio! 5.000 lire, avanti! Ripaga all'interno! Avanti, avanti, avanti! Allora hai capito, eh? Sì, ho capito. Poi io dico, opla! Sì, piuttosto tu non aver paura. Paura. 2 riprese le resisto contro qualsiasi avversario. Io con un braccio sollevo una persona. Io con un dito ne sollevo 5 persone. E come fai? E premo il bottone dell'ascensore. Ah, non dire stupidaggini, Ciao. Fate attenzione, Signori, ho l'onore di presentarvi Kit Tartufi, il celebre pugilatore italo-americano. Peso netto a digiuno, chilogrammi 78 e 500. Chi ha il coraggio di battersi per primo con Kit Tartufi? 5.000 lire di premio! E che lì è Tartuffi? Quel cacciavite lì? Adesso ce lo sbatto giù in un minuto! Silenzio! Combattimento fra Kit Tartufi di California e il ragionier Giovanni Mazzocchi delle assicurazioni fondiarie! Chilogrammi 90 e 600! Tempo! Forza, raggiunà! Insistisci! Forza! Forza tu! Forza! Opla! Opla! Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Buon combattimento! Avanti signori, avanti! 5.000 lire di premio! Siete teatro che non battersi col nostro campione! Non più 5.000 lire di premio, no! 10.000 lire! Noi non abbiamo paura di nessuno! Avanti! 10.000 lire di premio a chi resisterà a 2 riprese! 10.000 lire? Vengo io! Il vostro nome? Carpinetti secondo! Ammazzalo! È comodo io, il californiano. Aspetta. Silenzio! Combattimento! Tartufi! Carpinetti secondo! Tempo! Opla! Opla!
sei un fenomeno! Un fenomeno! Indietro! Rispettate le regole del gioco! Su, su, su! Opla! 1, 2, 3! Silenzio voi, altrimenti smetto di contare, avete capito? 1, 2, 3! Non mi fate sbagliare! Da capo! 1, 2, 3! Ma scusa, se Rosetta è a Milano, com'è che non sei ancora riuscito a ritrovarla? Cosa vuoi che ti dica? So che è a Milano, ma non l'ho ancora incontrata. Anzi, poco fa mi era parso di averla vista qui tra la folla, ma... E tu, che fai? Ah, io sto bene. Sono qui lì a Opla. Ciao! Opla! Opla! Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco, adesso con voi tutto è liquidato. Ora voglio andare a parlare un momento con quei miei due cari amici. Arrivederci a presto. Arrivederci. Avanti la prima. Presto, date la musica. Vieni, ma poi sono bene. Poi sono tutti cani. Cani. Non è fuggita dal mio cuore, so che un giorno ne ritornerà, sempre me la chiamo e dal mio richiamo una voce dice tornerà. Avanti un altro. Poverina, chissà Rosetta a quest'ora dove sarà. Ma non ci pensare. Io ci penso. Mandiamo dove che sia andato. A farmi dei guai. Io voglio vedere questa sera, quando avrete il locale pieno, cosa farete? Cosa farò? Sì. Assumerò i due primi cretini che passano e saranno sempre meglio di voi. Ehi, giovanotti, venite qua. Dite a noi? Sì. Cosa sapreste fare in un ristorante? In un ristorante, tante cose. Per esempio? Per esempio ordinare tagliatelle, burro e sugo, pollo, vino, frutta e dolce. Io poi non ne parliamo. Io saprei persino ordinare l'entrecôte alla griglia con i pomi di terra e la vigna nel roi. No, io ho bisogno di un cuoco e di un cameriere. Voi sapete cucinare? Io? Come? Vediamo un po'. Quanti quarti si fanno con un pollo? Di un pollo, 16 quarti. Benissimo, vi assumo subito. E voi sapete fare il cameriere? No, ma
C'ho i piedi piatti. È già qualche cosa. Dite un po', quanto fa 16 lire di conto più 2 di coperto? 16 lire di conto, più 2 di coperto? 24,50 se la va la va. Benissimo! Avanti, in sala, in cucina. Sì, Ma insomma, questa pasta asciutta viene o non viene? Sta venendo. Commissione del momento. Direttore! Desidera! È un'ora che ho ordinato una soglia! Sta marciando, signore, un attimo e sarete... Ehi, un attimo! Oh, che servizio! Il signore è da mezz'ora che aspetta una soglia! Ma la soglia è la soglia... questa pasta asciutta! È il numero 7, la pasta asciutta, andiamo! Ma questa pasta asciutta viene o non viene? Sogliole, sempre sogliole! Chissà perché tutti vogliono sogliole! C'hai sogliole? Sogliole niente, soltanto triglie. Triglie? Triglie. Beh, è sempre pesce. Triglia, solo triglia. Ed ecco, sogliola. Pronti la sogliola? Non metteremo mai più piede in questo ristorante. Ecco la sogliola. Benissimo. Per favore pulitevela. Non occorre. È già lavata e stirata. Cameriere. Cameriere. C'è una mosca ancora viva nella minestra. Ancora viva? Eh già. Un momento. Un momento di pazienza e muore subito. Cameriere! Desiderate? Ma insomma, questa pasta asciutta arriva o non arriva? Calma, calma, calma. Il momento dell'attesa è sempre il più bello. E poi, anfonrisma. La pasta asciutta come la donna. Quando uno riesce ad averla, prova quasi sempre una disillusione. Buonasera signora, buonasera signora. Prego, accomodatevi, ho riservato un tavolo per voi. Cameriere! Prego, cameriere! Cappello. Buonasera. Michelino, amore mio, se sapessi quanto ti ho cercato. Non ho mai finito di amarti. Sai, Ti ordino di metterti a sedere. questo sì che è un uomo. Un magnifico brutto. Tu invece non sai fare altro che dare dei piccoli stupidi pugni sotto il petto. Amore mio, ti ricordi il nostro primo bacio? Sì, ma io qui devo servire la pasta asciutta. Lui è un vero uomo! E io lo so tirare! Che sei piccolo pugni! Glielo faccio vedere io questo cavallo! Antipasto, aperitivo, ti do aperitivo! Michelino, cosa c'è? Chi di tartufi? Chi di tartufi? No, Ma scalzone, quella martellata in testa me la devi ancora pagare! Calma, calma. Ma insomma, dico, questa pasta asciutta arriva o non arriva? Sta arrivando, sì. È arrivata. Ed è anche troppo cotta. Questa sì che va bene. Ma che diavolo fanno questo? Calma, calma. Dove sono? Là dentro! Ora li accomodo io! Tira forte che ci ammazzano! Piglia salame, piglia salame, piglia salame! Sì! Calma, calma! Dove si saranno cacciati? Se li trovo gli taglio le orecchie e poi li faccio a pezzettini pezzettini. Grazie, forse avete salvato la vita. Prego, prego, non c'è di che. Ah. Noi fermiamo sempre i cavalli coi tavoli, è un sistema messicano. No, troppo modesti. Ma voi sapete chi avete salvato? No.
Laura Marcozzini, la celebre artista lirica che domani sera dovrà cantare nel mio teatro Il Barbiere di Siviglia. Ma dite pure, cosa posso fare per voi? Oh, veramente? Ecco! Oddio, se uno... Oh. In scena, Nemo? A posto, giù a posto. Ehi, giovanotto, e la spada dov'è? E che, cosa me ne faccio della spada? C'ho quel fucile. Andiamo, non facciamo dello spirito, ci vuole la spada. Ma guarda quell'altro. Ehi! Come ti trovi vestito? Benissimo. Ma però... Non senti che odore di naftalina? No, io non sento niente. E perché? C'ho il naso qui. Sì. Sai cosa ti dico? Cosa? Andiamo a bere qualche cosa. Hai ragione, vieni. Dove andate? Ma dove andate? Al bar. Andiamo a bere una bibita. Ma siete pazzi, c'è già il pubblico. Noi possiamo fare quello che ci pare, ci piace. Noi siamo i salvatori dell'impresario, siamo amici. Andiamo, se poi dovete dirmi cosa c'è di male, andiamo per... Rosetta! Come? Rosetta? Rosetta! Rosetta! Oh, finalmente. È possibile tutte le volte che sto lavorando entra sempre qualche scocciatore? Cosa volete? La solita storia, la soprano ha rotto gli occhiali, dice che senza occhiali lei non campa. Ecco l'ultimo paio e che stia attenta. E voi un'altra volta, prima di entrare, chiedete il permesso. Vabbè. Ma come? Con la voce che c'hai ti fanno fare la maschera. Sapessi, zio Michelino, non mi hanno voluto nemmeno sentire. Ah, non ti hanno voluto sentire? Adesso ci penso io. Direttore, cosa c'è? Buonasera. Dunque, sentite, io ho ritrovato Rosetta. Rosetta è una grande cantante. Voi che siete un grande impresario. No, un grande impresario. Io sono un povero uomo che sta lavorando e vuole essere lasciato in pace. Calma. Buonasera. Cosa succede? Sono rotti. Era l'ultimo paio. Beh, pazienza, lasciate fare a me. Li vedremo in qualche modo. Io come vedo qui, Senta, senti, tu devi... Inutile, non canto! Ecco, non posso cantare senza occhiali, capite? Ma calmatevi, vi prego, calmatevi, troveremo qualche rimedio. Direttore. Oh, bravo. Sono sempre io, eh? Sì. Dunque, Rosetta, io... Voi resterete a disposizione della signora Marcozzini. Non canto questa sera! È una giornata troppo disgraziata! Non vi agitate, vi prego, non vi agitate. Vi farò accompagnare in palcoscenico e durante tutto l'atto potrete stare seduta su di una poltrona. Voi l'accompagnerete in palcoscenico. Con gli occhiali crede di vederci un pochino, ma senza occhiali è completamente cieca. in scena! Tutti in scena! E andiamo, pensiamo, vedete cosa faremo lì, Presto, presto. Presto in scena, andiamo! Allora, buona donna, volete accompagnarmi? Sì, volentieri, andiamo pure. E comincia male! Sì, chissà come finisce poi. Sì, di qui. E vedi pure. Ma la soprano dov'è? In camerino non c'è! Ma come facciamo se sta per alzarsi il sipario? Il diavolo si è cacciata quella lì! Ma questo palcoscenico dove? Ancora 2 passi e ci siamo. Che serata! Ecco qui. Come si fa? Niente. Non si trova in nessun posto. Accidenti pure alla soprano. Siamo perduti. Ma dov'è questo palcoscenico? Ecco, qui ci siamo. Un momento. Tonton, una voce poco fa, per favore. Ecco, fate 3 passi avanti, sul sipario.
Siamo rovinati. Siamo rovinati. Niente paura. Forza, forza Rosetta, vai, vai. Ma chi è quella lì? C'è poco fa, qui nel cor mi risuonò. Il mio cor ferito è già, il tu che ti amo, vincerò. Chi è quella là? Zitto, state a sentire. I tuttori chiuderò, io l'ingegno butterò, alla pinta tenderò e contenta resterò. Io sarò, la giurai, la vincerò. Ma questa bambina è straordinaria. Io la scrittura per l'anno 21. Oh, sarà una magnifica stagione. Ma se piove. Mi lascio reggere, mi può guidar, mi può guidar. Ma se mi toccano dove il mio dettore, mettendo tra apri pasticcetti, e cento trappole. Prima di cedere e cento trappole. Brindisi è la più grande cantante del secolo. Io l'ho sempre detto che Rosetta era nata per cantare. Spacciato. Del resto tutti noi qui siamo nati per cantare. Anch'io un giorno canterò. Già, potresti cantare nel coro. Il coro? Il coro dei Lombardi. Già? Ma non posso. Perché? Sono piemontesi. Tipo, me lo dai la mela? No. Me lo dai la mela? No. Lo vedi come sei? Lo vedi come sei? E allora li vogliamo fare questi fuochi artificiali? Ma che fuochi! Sì, un'automobile.
Una macchina. Ma mi sembra di conoscerla. Anche chi c'è dentro. Aspetta, aspetta. È il notaio trasformista. C'è anche l'archeologo della patacca. Sì. Signori, sono felicissimo di condurvi questo mio cliente. Egli ha bisogno di conferire seco voi. È tornato col seco voi. Ma scusate, voi non eravate un trionfatore? Ma no, signori, io non sono un truffatore. La moneta era autentica. L'avrete ancora, spero. Sì, l'ho conservato io per ricordo. Oh, meno male. Io ho rifatto la mia fortuna e guardate qua. Vi ho portato 3 milioni per il re. 3 milioni. Guardate! Ma come vi siete vestito? È naturale e perché no, ovvio, da buona fama. Mi avete toccato, disgraziati! Perché? Perché la mia trasformismo mania è contagiosa. Allora, vado a accendere i fuochi artificiali. Vai. Sì.